Oggi, 21 febbraio, è la giornata internazionale della lingua madre, che ricorda un qualcosa di importante. I bengalesi che si presero le pallottole dall'esercito pakistano perché volevano parlare la loro lingua madre. E io di solito non parlo molto di celebrazioni, mi interessano il giusto. Io preferisco parlare di temi tutto l'anno. E poi, le celebrazioni. Se capita che il giorno che c'è la celebrazione devo pubblicare un video, magari lo faccio a tema. Ma oggi mi trovo costretto a parlarne, a fare un video che sto registrando il giorno stesso, tra l'altro, dopo aver aperto la Repubblica edizione di Milano di oggi, perché non so se il regalo ce l'ha fatto la politica lombarda o ce l'ha fatto la Repubblica. Perché leggiamo titolo, pagina 5, cartelli stradali in lombardo, sul dialetto l'ultima lite tra Lega e FD. C'è da dire che Lega FD è un po' esagerato, perché se andiamo a leggere è un singolo consigliere ad essere contrario, mentre ce ne sono altri che sono a favore. Quindi non so se essere spiccatamente critico al momento del Fratelli d'Italia o pensare che questo consigliere ha perso un po' la bussola, ma tendo a pensare alla seconda. Però andiamo a leggere questo articolo perché è proprio interessante vedere l'atteggiamento di un giornale, tra virgolette, progressista come La Repubblica quando si parla del tema. Onestamente non mi interessano tanto le varie liti tra partiti politici. Voglio commentare quello che sta succedendo. E arriva fino a quelli che sulla carta potrebbero apparire argomenti più folcloristici, ma guai a sottovalutarli, gli animi si accendono subito. Questo perché non sono folcloristici, sono temi serissimi. Siamo gli ultimi in Europa su sto tema. Per citare Maiorino, la patria chiusa. Noi ci facciamo il nostro piccolo mondo e del resto d'Europa non ci importa nulla. In Corsica aprono gli asili con l'immersione in lingua corsa, in Italia siamo ancora convinti che è il folklore, come la sagra del formaggio. Male, male, malissimo. E allora la nuova battaglia tra Lega e FDI al Pirellone si consuma sulla lingua lombarda, tema dibattuto già oltre 10 anni fa, all'epoca era governatore Roberto Maroni, quando un suo riconoscimento venne inserito nella legge regionale sulla cultura, per poi anni dopo essere sconfessato dall'intellettuale del federalismo Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura della prima giunta Fontana, che disse che in realtà quella lingua non esisteva. L'opinione di Galli era un'aberranza linguistica, ma d'altronde lui è uno studioso di federalismo, appunto, non è uno studioso di lingue. Lui aderiva a una visione per cui esistono 4 lingue lombarde: occidentale, orientale, alpino e meridionale. Ora, di base, la lingua lombarda non è un dogma. Ci sono buone ragioni per sostenere l'unità del gruppo di Milano e Bergamo, ma ci potrebbero essere altre ragioni, magari più d'ordine pratico, per dire di trattarli come 2 lingue separate. Ci sono tante lingue nel mondo che si comportano così, una lingua di 2 lingue, il norvegese per esempio. Ma il fatto di parlare di lombardo meridionale e lombardo alpino come lingue separate, specie intendendo non il lombardo alpino come lo intende qualcuno oggi, bregagliotto e alto valtellinese, che sono varietà di forte transizione verso il sistema retroromanzo, sempre se esiste anche quello e qualcuno ha dubbi, ma tutto il lombardo un pelo più conservativo che c'è sulle Alpi, che non ha un centro, non ha nulla di veramente comune, oltre all'essere lombardo, anche ancora peggio per il cosiddetto lombardo meridionale, che è una giga varietà che andrebbe da Tortona a Sermide Felonica, per chi la sostiene. È una varietà di lazzaronaggine. Non si sta a classificare bene quella zona, si dice che parla il dialetto di crocevia e pace amen. Poi chi invece magari va sul territorio, fa degli studi, si rende conto che la transizione esiste, ma le varietà di difficile classificazione sono veramente, veramente pochissime. La posizione di Galli era proprio antilinguistica. L'avrebbe potuto dire qualsiasi dialettologo. Si procede poi con non abbastanza però per scoraggiare i salviniani, che hanno depositato una nuova proposta, promotore il capogruppo leghista Alessandro Corbetta, che prevede uno stanziamento di 350.000 euro per il sostegno alla collocazione di apposita segnaletica stradale, turistica, culturale e di promozione territoriale con indicazioni in lingua lombarda, nei limiti della normativa disposta dal nuovo codice della strada di salviniana paternità. E bisogna fare notare ovviamente che il codice è stato riformato da Salvini, mica che Corbetta, che tra l'altro sono assolutamente convinto che lui questo lo fa per passione e amore della cultura lombarda, e non lo dico per lecchinaggine, lo dico perché vedevo
che frequentava gli ambienti della lingua lombarda nel 2015-2016 ed era veramente appassionato. Come se non l'avesse appunto presentata ben prima che iniziasse l'approvazione del nuovo codice della strada e che il nuovo codice della strada in generale sia un modo di definire quello approvato nel 92. Ma vabbè. La proposta nei giorni scorsi è stata esaminata in commissione al Pirellone, ma sembra non essere gradita ai meloniani che hanno il dente avvelenato per la questione del fine vita, tanto che martedì scorso, con voto segreto, hanno votato contro la mozione della Lega sul velo islamico. Sono certo che troveremo una sintesi, tutti abbiamo unità di intenti nel valorizzare le specificità e identità locali, inutile però fare una battaglia nel voler immaginare e inventare una fantomatica lingua lombarda che gli esperti ci dicono non esiste, dice allora il meloniano Giacomo Zamperini. Ecco, qua c'è da notare una cosa prima dell'analisi di quello che ha detto Zamperini. La lingua lombarda. Prima di tutto, qualcuno vada a farsi un ripasso di basi di grammatica romanza. Le concordanze esistono. Al massimo sarebbe lingua lombarda, ma siccome il lombardo ha una tradizione ortografica abbastanza lunga, si scriverebbe come in italiano, perché la derivazione è quella. Ma io vorrei invitarvi a pensare a una cosa. Se qualcuno, magari di un'area un po' di destra, utilizzasse un etnonimo con fine canzonatorio, secondo voi qualcuno non chiederebbe l'intervento della legge Mancino? Eppure per Lombardi si può fare tranquillamente. Perché? Perché mai dovrebbe essere così? Comunque, allora, Zamperini qua è più radicale sul tema di Maiorino. Maiorino la definiva mitologica, lui la definisce addirittura fantomatica. Mitologico può essere anche un termine per definire un qualcosa di molto dibattuto, molto chiacchierato. Invece fantomatica è proprio che non esiste secondo lui. E vorrei sentire quali esperti, perché se io apro qualsiasi cartina dialettale del mondo praticamente, il gruppo lombardo lo trovo assolutamente unito, e questo da tempo immemore, lo diceva il, il buon, il buon Biondelli, lo diceva Pellegrini, lo dicono un po' tutti. È veramente rarissimo trovare una cartina professionale o un libro professionale che non tratti il gruppo dei dialetti lombardi. Se poi avete difficoltà con i sillogismi, chiamate uno degli esperti citati, gli mettete insieme le 3 frasi che vi servono e vi fate fare per sillogismo che il lombardo è una lingua. Non è difficile. D'altronde vi dicono il lombardo è l'unico gruppo che ha in comune XYZ. Tutti i dialetti sono delle lingue e questi gruppi linguistici sono dei gruppi linguistici insomma, non ci vuole la scienza, diciamola così, è abbastanza ovvio. Non viene detto più per ragioni tradizionali, ma è così. Sono tranquillamente lingue, l'ha ammesso anche la Crusca, ho fatto un video sul tema, lo lascio in descrizione. Una posizione che però proprio non va giù al leghista Corbetta, che si è andato a recuperare anche i registri di 10 anni fa per dimostrare che all'epoca il centrodestra sulla questione votò compatto, fratelli inclusi, e riconobbe sì la lingua lombarda, anche a chi, come prima, esiste e va tutelata. Ma scusate, allora, l'esistenza di una lingua non è affare di politica, è un affare di linguistica. La politica può e deve, in determinati casi ci sono anche obbligazioni legali nazionali e internazionali, in alcuni casi, agire per la tutela, ma non è lo Stato che determina l'esistenza di una lingua. Mi ricordo quando c'era Pizzul, sempre del PD lui, che ce l'aveva su con la legge sulla lingua lombarda e diceva che in Italia c'erano degli ex dialetti come il friulano che erano stati riconosciuti. E quindi, cioè, a suo dire, sardo e friulano fino al 99 non erano lingue. La loro esistenza è stata determinata dallo Stato italiano. Se domani lo Stato italiano abroga la 482-99 cessano di essere lingue? O, o è una sorta di privilegio che una volta che ce l'hai è irrevocabile? Insomma, non è modo di ragionare. E fa notare Corbetta correttamente, dopo oltre un decennio il tema non è riapribile, o meno la discussione sull'esistenza della lingua lombarda. Non è riapribile perché, aggiungo io, non è affare di politica, è affare di linguistica. E l'unità del gruppo lombardo è indiscutibile. Quanto salvaguardare un patrimonio culturale delle nostre terre che rischia di perdersi in pochi anni. Attendiamo di sapere la posizione di tutto il gruppo di FD al di là di quelle del singolo consigliere.
che a me pare una scelta saggia perché non viviamo sotto il Partito Comunista dell'Unione Sovietica col centralismo democratico. Le persone possono avere delle proprie opinioni particolarmente forti, particolarmente tenute a cuore, che possono essere anche sbagliate e in contrasto con quelle del proprio gruppo. Oppure magari il gruppo non ha un'opinione propria e lascia libertà di coscienza, possibile anche quello. Mi sembra una scelta abbastanza saggia voler attendere la posizione del gruppo. E finisce l'articolo con alla faccia dell'unità e dell'armonia. Finché un solo consigliere, ragazzi. Dai, un po' di ottimismo. Ripeto, io non so bene cosa dire. Nel senso, l'articolo qua contiene proprio delle perle autenticamente interessanti, tipo quella sul Bruno Galli che viene elevato a convenienza ad essere il nuovo oracolo di linguistica mondiale, alle classiche cose, l'etnonimo utilizzato in modo un po' sfottente e tra l'altro in modo grammaticalmente scorretto, ma contiene anche quella che è una possibilità, ossia che la lingua lombarda venga sacrificata per altre questioni politiche, che sarebbe molto sbagliato. Ma questo ci ricorda una cosa, che noi viviamo in una democrazia, non viviamo nel dispotismo illuminato. Non è che c'è Maria Teresa, io domani posso chiedere udienza a Maria Teresa e spiegarle perché è importantissimo tutelare il dialetto e lei domani fa un decreto che stabilisce che venga insegnato nelle scuole. Se queste questioni possono essere sacrificate sull'altare politico è perché evidentemente alla popolazione non interessano. Ma questo si nota anche in un altro modo. Banalmente il fatto che la gente non lo parli. Perché la volontà politica deriva dalla volontà popolare. Mi sembra abbastanza palese. E quindi se un popolo non è interessato alla propria lingua, come fa a pretendere che i politici, tranne i pochi che hanno un interesse spiccato come Corbetta, siano davvero interessati e che banalmente non sia un sostegno che magari danno al momento ma che è sacrificabile? Chi è veramente interessato scriva ai propri consiglieri regionali. Avete votato il PD, avete votato Fratelli d'Italia, avete votato la Lega, avete votato chi che sia, scrivete ai vostri consiglieri regionali. Fategli sapere che a voi il tema sta a cuore, che per voi la tutela è importante. Fatelo. E soprattutto, cioè, se lo fate alla Lega, benissimo, gli fate vedere che la questione è importante. Ma fatelo soprattutto se avete votato altri gruppi, perché il centrodestra deve vedere che il tema sta a cuore ai suoi elettori, anche quelli non leghisti. Il centrosinistra deve vedere che il tema sta a cuore anche ai suoi elettori. Dunque, questo 21 febbraio, piccolo compito, scrivete ai vostri consiglieri regionali, se siete lombardi. E se non siete lombardi, fate la stessa cosa. Chiedete una bella legge di tutela linguistica.